RSU 2022. Votare è facile e richiede poco tempo. Hai 3 giorni a disposizione, il 5, 6 e 7 aprile. Informati sul luogo, sul giorno e sull'orario di apertura dei seggi. Sono infatti stabiliti dalla commissione elettorale della tua azienda o del tuo ente. La scheda elettorale contiene tutte le liste partecipanti al voto. Le candidate e i candidati di ciascuna lista saranno indicati nella scheda elettorale stessa, oppure su appositi elenchi fuori dai seggi. La nostra lista è indicata dal nome e simbolo CISL FP. Per votare, traccia una croce sul simbolo della nostra lista. Adesso, se lo desideri, puoi dare anche il voto di preferenza scegliendo tra le persone che si sono candidate nella nostra lista. Attenzione! Se lavori in un ente o azienda che ha fino a 200 elettori, puoi dare una sola preferenza. Se i candidati della nostra lista sono presenti sulla scheda, traccia una X accanto al nome della persona che hai scelto. Se invece i nomi dei candidati non sono presenti sulla scheda elettorale, scrivi tu accanto al nostro simbolo cognome e nome della persona che hai scelto. Ricorda che se lavori in un ente o azienda che ha più di 200 elettori, puoi dare 2 preferenze. Naturalmente sempre appartenenti alla stessa lista votata.